Buonasera, signore e signori, grazie della vostra presenza. Ringrazio il relatore che poi ci intratterrà per questa serata, che introduce la stagione 2026 del ciclo, del programma del Circolo Veneto intitolato Le Venezie, curato dal nostro Antonio Magno, dal professor Antonio Magno, che già ha curato le precedenti edizioni, che hanno dato un grande successo, e qui vedo che la ripresa della prima conferenza di quest'anno è già ben partecipata, e siamo molto contenti. Il mio ruolo come Presidente del Ciclo è solo quello di salutarvi, di ricordarvi poi di estendere alle vostri conoscenti interessati anche le informazioni del calendario che potete trovare anche sul tavolo fuori di queste conferenze, e per il resto lascio a tutta la parte organizzativa al segretario generale del Circolo, Silvia Polese, e poi per la parte invece presentazione della serata ad Antonio Manno. Io saluto e passo la parola a Silvia. Sì, buonasera a tutti. Allora, questo è l'incontro inaugurale della quarta edizione del ciclo di conferenze Venezie. Sì, invito le persone a venire avanti. Chi ha prenotato il posto lo trova il proprio nome. Sì, ecco, quest'anno abbiamo una novità, che è quella del posto a sedere assicurato per i soci. C'era capitato nelle scorse edizioni che qualche volta qualche socio anche con difficoltà rimanesse in piedi, e questo ci ha fatto pensare ad una soluzione. Abbiamo provato questa soluzione, la possibilità per i soci di prenotare per tempo, di assicurare quindi la loro presenza all'incontro e prenotare per tempo il posto a sedere, fermo restando che l'ingresso a queste conferenze rimane libero, gratuito e senza necessità di prenotazione, quindi è aperto a tutti. Però ecco, questa è una cosa che abbiamo voluto introdurre quest'anno. Dicevo prima, questo è il primo incontro del quarto ciclo di conferenze. Quest'anno uno sguardo particolare è rivolto alla Porta da Terra, a Mestre, e anche l'incontro di oggi, che appunto tiene Carlo Corsato, che ringraziamo e siamo tutti curiosi di ascoltare, ci racconterà qualcosa di particolare, qualcosa delle sorprese che riguardano i rapporti tra Venezia e la sua Porta da Terra, ovvero Mestre. Circolo Veneto organizza questo ciclo di conferenze Le Venezie, ma organizza tante altre attività. Per chi ancora non ci conosce, c'è la possibilità di lasciare su questi foglietti che troverete nel corridoio, e poi li raccoglierà Giovanni, Giovanni, se ti fai vedere magari così le persone riescono. Eccolo là, ha alzato la mano. Su questo foglietto potete lasciare nome e cognome, l'indirizzo mail e il numero di telefono. Sarete inseriti nella nostra mailing list e vi comunicheremo tutte le nostre prossime iniziative. Prima di passare la parola al professor Manno, desidero ringraziarlo per l'impegno, l'entusiasmo e la passione che mette nell'organizzare queste conferenze. Non ho altro da dire, lascio la parola al nostro professor Manno. Buonasera a tutti e a tutte, e veramente siamo contentissimi di vedere che tante persone sono interessate alle nostre iniziative. Io vi risparmierò la presentazione dell'intero programma annuale per un semplice motivo. Abbiamo tenuto una conferenza stampa giorni fa, e se voi volete avere anche delle notizie potete trovarla nel sito del Comune, tutte le informazioni. C'è anche la possibilità di avere il programma di questo progetto Venezie, è facile, si può scaricare. Se voi avete il nostro volantino ci sono dei codici QR, il primo codice vi fa entrare nel sito del Circolo, quindi potete anche vedere tutte le altre iniziative organizzate dal Circolo Veneto, e poi e da lì dal sito potete scaricare il programma, la presentazione che vi risparmio,
e invece nell'altro codice QR che trovate in alto potete accedere alla registrazione delle passate conferenze. Quindi detto questo, poi ogni volta io presenterò le singole iniziative, quindi avremo modo poi di riparlare del progetto. E il mio compito appunto è quello di presentare il relatore di stasera, Carlo Corsato, che ringrazio veramente perché venire per altri impegni da Londra, dove lui vive da tanto tempo, riuscire a trovare il tempo per venire qui non è cosa da poco, e quindi noi gli siamo estremamente riconoscenti. Ma io, siccome già non avendo mai sentito questo tema di cui lui parla stasera, però conoscendolo molto bene, so che cosa ci aspetterà, le cose affascinanti che ci aspetteranno. Cosa posso dire di lui in breve, come è doveroso? Diciamo che Carlo è un esperto di arte rinascimentale. Si è occupato di vari argomenti, ma soprattutto di vari artisti dell'arte veneziana del Cinquecento. Io adesso non faccio, come spesso succede in ambito accademico, non snocciolo tutte le sue pubblicazioni, però vi vorrei insegnare una cosa. Se voi andate in internet, tanto ormai ci andiamo tutti, c'è un sito che si chiama accademia.edu, è molto facile da trovare, accademia.edu, dove moltissimi studiosi, tantissimi studiosi di tutto il mondo mettono il loro curriculum e anche le loro pubblicazioni. Quando voi siete entrati nel sito e cliccate il suo nome, Carlo Corsato, voi troverete tutto il suo lavoro di studioso, e alcune di queste pubblicazioni tra l'altro possono essere, giusto Carlo, scaricate e lette gratuitamente. Quindi vi invito a farlo, perché potete farlo anche per altri studiosi che puntualmente mettono a disposizione gratuitamente i sacrifici, i frutti dei loro sacrifici. Ecco, detto questo, capirete che Carlo si è occupato del Tiziano, si è occupato del Tintoretto, del Veronese, quindi è veramente lo specialista che va a pennello per il progetto Venezia. E tra l'altro, se voi osservate le sue pubblicazioni, capite che Carlo ha una impostazione duplice, perché da un lato è un divulgatore. Ricordiamo che Carlo è anche un curatore, è un educatore presso la National Gallery di Londra, quindi è una delle sue, diciamo, professioni, quella di cercare di portare il frutto del lavoro di tanti studiosi alla portata di un pubblico senza che questo lavoro ne venga diciamo, diminuito. Ed è un compito non facile. Dicevo, educatore, divulgatore, ma anche, io dico, specialista. Io so che Carlo è uno studioso che frequenta gli archivi, è uno studioso che legge i documenti, è uno studioso che, oltre a parlare con il pubblico, fa un lavoro molto faticoso, che è quello che sempre pochi conoscono, che sta sempre dietro le quinte, ma è molto faticoso, ve lo posso assicurare. Beh, dire divulgatore e specialista è come mettere insieme il diavolo con l'acqua santa, no? Perché il diavolo è il divulgatore che non guarda gli orpelli, i dettagli, le citazioni, le note, che non abbraccia il linguaggio specifico, accademico, a volte criptico, che viene dallo studio dedicato. Ma l'acqua santa è anche quella dello specialista, che per arrivare a scoprire cose nuove, fondate, deve andare a faticare, a scavare negli archivi, nelle biblioteche, e spesso lo si fa, e noi lo sappiamo, a volte lavorando tantissimo e non ottenendo quasi nulla. È un lavoro, ecco. Quindi Carlo riesce a conciliare questi due aspetti. E tra l'altro, occupandosi da una vita del tema dell'arte veneziana, io potrei definire Carlo proprio, e lui mi scuserà se poi gli affibio queste etichette che sappiamo che non ci piacciono, no? Però è anche una persona che ama il pericolo, perché Carlo di carattere è ardimentoso. Perché dico questo? Ma perché parlare di Tiziano, come farà questa sera, è estremamente pericoloso, ve lo dico subito. Per lui forse no, ma è pericoloso perché Tiziano
è uno degli artisti del Rinascimento più studiato in assoluto. La bibliografia sul Tiziano è sterminata. E tra l'altro dentro gli studi sul Tiziano sono caduti in molti, perché il Tiziano, per il ruolo che ha avuto nel Cinquecento, soprattutto per le sue relazioni con la Repubblica di Venezia, è uno di quei pittori che ha contribuito alla creazione del mito di Venezia come Stato che usa l'arte per fare propaganda. Quindi questo è estremamente pericoloso, perché io magari interpreto un dipinto e rischio di fare il gioco che volevano proprio in quel periodo, mentre invece il nostro compito è riuscire a capire i meccanismi che hanno sotteso, che hanno portato a comporre una tela con alcuni simboli, alcuni riferimenti piuttosto che altri. Quindi il suo campo di ricerca è un campo veramente accidentato, perché si deve districare in quella che in 2 parole viene identificata come l'ideologia dello Stato veneziano. Lo Stato veneziano ha usato l'arte sempre come strumento di propaganda ed è arrivato in più di un'occasione, e anche col Tiziano, ma tanto più col Tintoretto e anche altri artisti, è arrivato a voler rappresentare delle vere e proprie menzogne. No? Ma questo non per accusare qualcuno, ma per dire che l'arte non è che dica sempre la verità, l'arte dice anche quello che impone il committente. Bene, Carlo, queste sono tutte cose che lui conosce bene, non le dico per lui, le dico per il pubblico che ci ascolta, per voi, si destreggia in mezzo a questo campo minato, cerca di non cadere nei tranelli delle ideologie, e soprattutto perché Carlo non è uno storico dell'arte tradizionale, è uno storico, potrei dire, delle mentalità e delle idee, e credo che questa mia affermazione finale la capirete meglio dopo appunto la sua spiegazione, e lo ringrazio di nuovo. Buonasera. Proviamo subito l'audio. Ok, meglio? Sì? Qualcuno faccia sì con la testa? Benissimo, ecco. Se è troppo alto fatemi un segno con la mano, perché non c'è niente di peggio che boom, l'audio che ti arriva in faccia. Ma se lo tengo abbastanza vicino magari posso anche usare la mia voce, quella bassa. Boh, vediamo. Ok, grazie moltissimo Antonio per la bellissima introduzione. Sono proprio d'accordo. Cercherò di dimostrarvi questa idea che oggi parleremo meno di arte di quello che potete immaginare, più di idee, sì, e di documenti. Vedremo se riesco a non farvi addormentare. Vorrei anche ringraziare naturalmente i miei ospiti e il Circolo Veneto. Un grazie doppio, perché spero che tutto il pubblico sappia quanto lavoro c'è per portarci qui seduti. Cioè, voi vedete l'ultimo passaggio, no? Me che si siede, è vero, ho preso un aereo, però io non ho fatto tutto il lavoro di preparazione che serve, quindi veramente un grazie. E un grazie a voi, perché senza di voi tutto questo non avrebbe nessun senso. Grazie di essere naturalmente venuti questa sera. Non farò come si fa sempre, che si spiega il titolo, nel senso che spero che il titolo vi sembrerà più chiaro più avanti, man mano che andiamo. Come non vi in realtà presenterò il pittore, naturalmente, come ha detto giustamente Antonio, questo pittore è famosissimo, conosciutissimo, e però vi introdurrò il secondo protagonista di questa storia. Uno è lui, naturalmente, e il secondo protagonista è il denaro. Parliamo del skate stasera e vedremo come è importante proprio per la definizione di questo pittore il denaro, e ve lo spiegherò tra un secondo. Ci sono 2 problemi collegati, l'unica piccola introduzione che vi faccio, che dobbiamo un po' mettere a fuoco. La prima è che Tiziano è lui stesso un mito, non solo ha contribuito alla formazione di un mito, ma è lui stesso un mito. Una mitologia che ha preso molte forme, più o meno lusinghiere, attraverso i secoli, già subito dai suoi contemporanei, dai suoi primissimi biografi, Dolce, Vasari, poi si va avanti naturalmente con Ridolfi, eccetera. Quindi anche per noi è molto difficile mettere un pochino a fuoco. Dico noi perché anche un dipinto che sembra apparentemente molto facile, come la Pietà che abbiamo alle Gallerie dell'Accademia, lo vedete sullo schermo, ha delle mitologie collegate, naturalmente. Vi ho messo a posto un secondo dettaglio, lo vedete alla vostra estrema destra, che naturalmente è un confronto tra 2 dettagli, uno nel dipinto e un altro viene dalla Gloria, che sta al Museo del Prado, sempre dipinto da Tiziano, e sappiamo che è sicuramente un autoritratto quello alla vostra destra, ma quello che viene dal dipinto della Pietà
non siamo tutti d'accordo che lo sia o non lo sia. Ci tornerò anche su questo tra un momento. La cosa interessante è che comunque in Tiziano, più che la storia, da parte anche degli stessi studiosi, è stata applicata una forma di memoria. E ogni volta che noi cerchiamo di ricordare la storia di Tiziano, contribuiamo a diverse memorie di Tiziano. E vediamo quella che poi io potrò mettervi a fuoco. Quindi non vi prometterò che vi racconto la vera storia di Tiziano, perché chiunque ve la promette è già la prima menzogna che vi ho appena detto. E vedremo poi più nel dettaglio perché. Il secondo problema è però dobbiamo un po' capire questa mitologia un pochino come è costruita, e si va appunto da quello che vedete già in questo dettaglio, ma ve lo porto più vicino, c'è un dettaglio, c'è una visione e una memoria di Tiziano che è estremamente ideologizzata, ma anche idealizzata, cioè il pittore devoto, e appunto sono partito apposta da questo quadro che arriva fino all'estremo di vedere Tiziano, rappresentato nel dettaglio che vedete nell'angolo, e noi sappiamo che è lui perché lui stesso mette il suo stemma. Ci torneremo alla fine su questo stemma, ma sappiamo che non solo è lo stemma della famiglia Vecellio, ma è proprio il suo perché c'è l'insegna imperiale che viene da quando Carlo V gli concede appunto di essere conte palatino. Quindi il ramo di Tiziano ha solo questo stemma, quindi questo è Tiziano Vecellio, il suo ramo e basta. Quindi chiaramente inserirlo, spero che lo vediate, ora io tenterò una cosa estremamente tecnologica, che generalmente fa malanni, ma vediamo, eccolo qua. Ve l'ho cerchiato, come lo vedete è proprio lì, è dietro nascosto. Qui c'è un quadro nel quadro e una dichiarazione di identità. Ci ritorneremo alla fine perché appunto in questa piccola tavoletta c'è il più vecchio, in genere si pensa che sia Tiziano, che è questo, e l'altro uomo chi è? Suo figlio? Ma quale? Ne ha due, ne parleremo di entrambi questa sera, il primogenito Pomponio e il secondogenito Orazio. E anche di questo purtroppo vi devo chiedere di avere un po' di pazienza. Qui c'è questa idea del pittore devoto, ma dall'altra parte qui c'è un'idea che in realtà è stata molto come dire, spinta dagli studiosi neomarxisti, il contrario. A proposito di diavolo e acqua santa, appunto. L'acqua santa l'abbiamo parlata, adesso vediamo il diavolo, no? Un imprenditore astuto, una specie di arci-italiano, furbo, Tiziano che nuota come uno squalo tra gli squali, che si districa naturalmente nelle segrete stanze anche del potere, naturalmente lavora per grandissimi committenti, tutti potentissimi, e con l'estremo di nuovo, che in questo quadro che io mi godo quando è in mostra alla National Gallery di Jacopo Bassano, c'è in questo, spero che lo vediate, è qui, eccolo qua, questo dettaglio ha portato alcuni studiosi a pensare che appunto questo è Tiziano. Vi ho messo un confronto con ritratti di Tiziano di Brito, lascia a voi decidere naturalmente se si assomigliano, a me non interessa questa cosa, ma la cosa che interessa è che si pensa che l'avidità di Tiziano, ve la farò proprio toccare con mano attraverso i documenti da dove arriva questo concetto dell'avidità, lo permette di identificarlo con questo mercante che scappa col banco delle monete d'argento. Quindi abbiamo queste due polarità. E noi dobbiamo trovare di districarci in mezzo. Per districarci in mezzo parliamo dei soldi. La prima storia, sono due storie che vedrete cercherò di intrecciare più avanti. Vedo le persone in piedi, mi spiace vedervi così, c'è un po' di spazio, venite avanti. Dai, vi do un po' di tempo così nessuno si sente male e così la persona che sta continuando a far suonare il telefono magari anche lo spegne e fa un favore a tutti. Guadagniamo tempo per chi deve spegnere il telefono e chi vuole magari stare più comodo. Non preoccupatevi, sedetevi, intanto io inizio a introdurvi. La prima storia riguarda appunto, dicevo, le pensioni, quindi è uno stipendio che viene dato a Tiziano, adesso vi dirò subito da chi. Quindi l'antefatto inizia in realtà nel 1541, quando Carlo V, che è l'imperatore del Sacro Romano Impero, concede a Tiziano, per i suoi servizi, non per la sua arte, 100 scudi all'anno, così. Però all'inizio è solo su carta e non c'è niente di veramente concreto. Passano 7 anni, si rincontrano, vi ho messo questo quadro apposta, si rincontrano alla dieta di Augusta in Baviera, dove Tiziano inventa sostanzialmente l'idea del regnante a cavallo che viene dal Marco Aurelio, insomma non abbiamo tempo per quello oggi. Comunque inventa di fatto una nuova iconografia del potere, a proposito della propaganda che diceva Antonio prima, e come ringraziamento di nuovo per i servizi resi, non per la sua arte, viene raddoppiata. E quindi la pensione da 100 passa a 200. Questo è l'antefatto. Dopodiché la storia va avanti, quando ve la sto un po' tagliando, perché vedete la storia è molto lunga, se ci fermiamo a ogni passaggio non arriviamo più alla fine.
presumo che qualcuno di voi a un certo punto vada anche a casa. Praticamente la storia va avanti, eredita il figlio Filippo II, diventa re nel 56, eredita il trono del padre, il trono di Spagna, e assieme a quello anche le pensioni di Tiziano, che sono collegate naturalmente alla corona spagnola. Vado ancora un po' avanti, perché il problema è che questo inizio di Filippo II economicamente non va proprio bene, nel senso che nel 57 in genere negli studi si descrive che è una bancarotta, tecnicamente ha una mancanza di liquidità. Quindi il capitale c'è, l'oro nelle casse c'è, però è insolvente letteralmente e quindi non può pagare, e quindi avete già capito che Tiziano attualmente non vede ancora una lira, quindi 200 ducati ma tutti sulla carta, niente di fatto. Finalmente arriviamo nel 59, quando finalmente gli pagano gli arretrati. E guardate che cifra, sono tanti soldi ormai, sono 2000 scudi. Per darvi un'idea, perché molte volte si fanno delle conversioni che valgono quello che valgono. Guardiamo nella vita personale di Tiziano cosa gli vuol dire questa cosa, ok? Lui nel 59 paga 60 ducati di affitto per la sua casa, che ha 2 piani, un mezzanino, il mezzanino non è suo, e sotto alla bottega, quindi casa e bottega letteralmente, da qui che viene l'espressione naturalmente. Quindi lui paga 60, dividete 2000 per 60 e capite quanti anni di affitto a Tiziano vengono fuori, no? Quanti anni lui riesce a completamente coprire di avere un tetto sopra la testa e che la bottega ha i suoi locali dove lavorare. Quindi di nuovo personale e business, come dicono quelli bravi. Andiamo avanti. Perché a un certo punto Filippo II fa un'altra cosa, alla pensione milanese che già suo padre aveva concesso a Tiziano se ne aggiunge una seconda, che è una provvisione. Torneremo sulle parole tra un momento, per adesso beccatevela così, poi ve la chiarisco dopo. Ho usato una parola cinquecentesca, oggi non diremo così, è quasi uno stipendio, diciamo. Però la provvisione è una parola che è legata al concetto della corte, e ci ritorniamo tra un secondo. Comunque, di nuovo, per i servizi resi e non per i dipinti, perché Tiziano manderà la fattura a Filippo II molti anni dopo, 2 anni prima di morire, quindi sappiamo che non è per i dipinti che lui sta facendo per il re. Nel 1560 Filippo II aggiunge altri 100 ducati. Questa volta non si pagano a Milano, si pagano direttamente dalle casse spagnole, dal tesoro spagnolo. Quindi teoricamente sono di nuovo un sacco di soldi, no? Sono 300 all'anno. Capirete tra un momento perché ci serve. In realtà però di nuovo è in realtà tutto sulla carta, perché di nuovo non vede una lira fino al 64. Vi ho fatto questa breve, come dire, excursus, come si può dire. Mi devo interrompere un secondo perché, come scherzavamo prima con Antonio, dovrò dire come ha fatto Wojtyla. Se sbaglio mi scappa una parola in inglese, mi corrigerete, no? Una timeline, stavo per dire. Quindi ho fatto una cronistoria, una cronologia, come cavolo si dice, non mi vanno più le parole. Una cronologia, grazie. Aiuto dal pubblico, quindi sono già giocato, la prossima è la telefonata. O il 50-50. Va bene, insomma, vi ho fatto la cronologia perché vedremo che adesso ci addentriamo nei documenti e quindi se non abbiamo un po' il quadro cronologico in testa non ci torna. Avete visto scorrere le immagini solo per farvi vedere come intanto Tiziano dipinge, cioè questo non lo paga, ma lui va avanti, lui dipinge come se fosse niente, ma in realtà non è proprio vero. Benissimo, andiamo avanti. Queste sono le 2 parole che ci servono per capire questa congiuntura, favore e onore. Vado prima sul favore. E leggiamo direttamente, questo è l'ambasciatore spagnolo a Venezia che scrive al suo re, a Filippo II. A vostra maestà piacerà ordinar che vengano pagati lui, cioè Tiziano, i 400 scudi che ad aver della provvisione, cioè le annualità non pagate, questo vuol dire, di cui vostra maestà gli ha fatto mercè. Spero che apprezzate, ho fatto un piccolo sforzo, l'originale in realtà è in spagnolo, ho cercato di tradurvelo un po' col sapore che in 500 si sarebbe scritto, poi vi faccio vedere lo spagnolo anche tra un secondo. Che perché, essendo vecchio e alquanto cupido, avaro, e con questo terrà maggior premura, insomma, se gli diamo i soldi questo lavora, se no, no. Guardiamo un attimo lo spagnolo, ci sono 2 o 3 parole interessanti. La prima è intrattenimento. Se voi andate oggi a guardarvelo sul dizionario spagnolo sembra entertainment, no, intrattenimento, un party, no, qui non è una festa, è proprio quella provvisione che vi dicevo prima e che è passata completamente inosservata perché tutti leggono le traduzioni e non i documenti originali. La seconda parola è quella merced.
Merced è un concetto molto importante, spiega che è una concessione della liberalità del sovrano, cioè nessuno gliel'ha chiesto, Tiziano non se l'aspettava e il re aggiunge di sua mercé, appunto si dice, no? Quando si dice siamo alla mercé di qualcuno, no? Al volere incondizionato di questa persona. L'altra è quel viejo e codizioso, che è molto molto bella, che è questa parola, che è proprio la cupidigia, però ci torniamo fra un secondo. Quindi avete capito da dove viene questa idea? Apparentemente viene da un documento l'idea che lui sia un avaro. Adesso vi faccio invece sentire com'è la burocrazia del tempo e vedrete che non è cambiato niente. Il linguaggio burocratico non si capisce mai che cosa vogliono dire. Questo è sempre di nuovo l'ambasciatore che scrive a Filippo II. Dissemi ieri, cioè Tiziano, quindi è andato a visitarlo, si sono visti, che Don Gabriel de la Cueva, che è il signore bellissimo rappresentato nel bellissimo ritratto di Moroni e che è il governatore di Milano, cioè quello che autorizza materialmente il pagamento di questa pensione, si è scusato di pagargli quanto ad aver della sua pensione in Milano, dicendo di non aver danari a ciò, è sempre in spagnolo l'originale, e supplica a vostra maestà li faccia scrivere di nuovo che lo paghi senza più dilazione, senza più ritardo. Che perché sono 5 anni che non ha avuto un soldo. Ora vi faccio vedere lo spagnolo perché è sempre molto interessante quando si guarda l'originale. L'italiano e lo spagnolo sono simili, quindi sono riuscito a rimanere molto vicino, ma quel ha escusato, la scusa è importante perché tutti stanno coprendo una mancanza. L'ambasciatore non ha fatto abbastanza per gestire il pittore e non farlo lamentare, il governatore non ha fatto abbastanza per pagarlo e tutti dicono ma non è mia la colpa e tutti si scusano davanti al re in qualche modo. Questa è la prima cosa. Poi la seconda è pensione, vi faccio di nuovo vedere, loro sanno la differenza tra i due termini, intrattenimento e pensione, loro sanno bene sempre di cosa si sta parlando, mentre noi che non leggiamo gli originali ce lo perdiamo. E poi appunto 5 anni, quindi hanno chiarissima la situazione di quello che sta succedendo e poi non ho saputo resistere di far vedere come dicono un soldo, è un real, che è l'unità più bassa, è meno di uno scudo, un real. Quindi ho pensato che dato la suddivisione di ducati è ducato, lire e soldi, già lire era un po' troppo, quindi è proprio un soldo, noi lo diciamo, non ha avuto un soldo. Andiamo avanti. Favore, adesso siamo pronti al favore. E l'ho messo già subito nel titolo, Tiziano è un favorito del re e non è un cortigiano. Adesso vi spiego subito la differenza tra le due. Questo è Filippo che risponde al suo ambasciatore, io non sapevo che in Milano si dovesse a Tiziano quel che dite la sua pensione di 5 anni. Andiamo avanti. Perché se mi fosse stato detto di buon grado avrei ordinato di farlo pagare. E nonostante l'eleganza, come dire, del tono, in realtà il re qui gli girano. Perché lui dice, perché dobbiamo tornare sempre su questa cosa? Perché devo sempre ordinare? Cioè, ce l'ha l'ordine, c'ha l'autorizzazione, è suo questa pensione, è sua, è dovuta, pagategliela. Tant'è vero che Filippo fa subito un'altra cosa a seguire di questa, manda a Tiziano un ordine di pagamento firmato Io el Rey, come sempre si ferma Filippo II, e Tiziano ha questo documento e con questo lui può andare dal governatore di Milano e dal Senato milanese, perché è il Senato milanese che autorizza il fiscale della tesoreria a pagare, e dice, carta accanto, datemi i soldi. Adesso, prima di fare un passo avanti, vi voglio dire quella cosa dell'onore. Il motivo per cui il re si impunta è che ne va della sua onorabilità. Lui liberalmente ha concesso questa pensione e ha deciso che quindi Tiziano nella gerarchia della sua corte non è in fondo e ogni volta che i suoi ministri lo spostano in fondo non pagandolo, ledono l'onore del suo sovrano. Ed è per quello che devo dire la parola mi scuso, perché loro sanno che mancano e questa mancanza va coperta con l'accusa che Tiziano spinge un po' troppo, no? Che è avaro, che non lo fa perché è roba sua. Quindi il re non si può permettere questo danno d'immagine che un suo cavaliere palatino, dica in giro a Venezia che il re non ha soldi per pagarlo. Abbiamo visto tra l'altro ha fatto 2 bancarotte, quindi non è che vuole che si sappia. Andiamo avanti. Secondo voi, da quel titolo forse l'avete già capito, secondo voi lo pagano a Tiziano con l'ordine del re? No, ovviamente no. E allora Tiziano dice, vabbè, allora alziamo l'asticella, non ci siamo capiti, facciamo più casino, facciamo più rumore. Quel che sospetto è sempre il nostro Hernandez, è sempre l'ambasciatore, e lo scrive questa volta a uno dei segretari personali del re. Quel che sospetto è che
secondo la sua cupidigia avarizia, no, è colpa di Tiziano, no, che non lo paghiamo, che lo trattiene e lo tratterrà. Quello è il dipinto che vedete nella slide, l'ultima cena, cioè prima di proseguire ha promesso che dava un dipinto, lui lo ha finito ma non glielo manda, perché qualcuno dovrà chiedere, no? Quando il re dice, ma sto quadro Tiziano ce lo manda o no? Ma sicuramente no, fa i pesci in barile, finché non ce lo vuole mandare. E questa è la lettera in cui dice, digli al re che credo che non ce lo manda, finché non giunga il dispaccio di Sua Maestà. E che ci deve stare scritto in questo dispaccio? Un altro ordine, no? In cui si comandi che gli si paghi quel che sa da aver. Quindi loro lo sanno che sono dovuti. E la cosa interessante, in questa lettera c'è un contrasto. Lui dice che prima è avaro, che è attaccato al denaro, però poi dice che è roba sua. Allora, vi faccio questa analogia. Immaginate questo scenario nella vostra testa, no? Voi avete una fattura, oppure una pensione vera, no? Di anzianità, oppure uno stipendio che vi è dovuto, è roba vostra, no? Cioè avete un contratto legale con un'azienda oppure con lo Stato e non ve lo pagano. Siete avari? Se fate casino lo volete? Ve la rispondete da soli in testa la domanda, però insomma, bene. E loro lo sanno, e questa è la cosa. Vi ho rimesso appunto poi le parole di nuovo. Quindi loro dicono, ok, qui c'è un inghippo burocratico, se arriva di nuovo l'imperentorio ordine, lo sblocchiamo. Secondo te l'hanno pagato? Sì che l'hanno pagato, questa volta l'hanno pagato, vi ho semplicemente rimesso quelle cose che abbiamo già coperto. Nel 64 appunto lui fa casino, si tiene il quadro e nell'annualità successiva, perché vi annoio solo con questo dettaglio tecnico, bisogna aspettare un anno dalla scadenza della registrazione per vedere se il pagamento arriva, quindi Tiziano aspetta, prega e nell'estate del 65, anzi nell'autunno del 65, il governatore Gabriel de la Cueva che abbiamo visto prima paga. Aspetta, paga. Gli dai 2000 che avanzava e fin qua, fino al 59 è coperto. Gli dà 300 scudi della pensione ma di un anno solo e la previsione, quindi dal 59 si spostano al 60, quindi fino al 60 hanno pagato tutto e gli altri 4 anni con Tiziano, insomma, ha aspettato tanto, aspetta un altro pochino, no? Quindi questo è un po' lo scenario nel quale ci troviamo. Benissimo, ora... Nel frattempo Tiziano dipinge cose così, naturalmente, cioè vi ho messo questo quadro non tanto per la sensualità dell'immagine, ma per farvi apprezzare lo sforzo in realtà che Tiziano fa. Questo quadro, prima di essere un quadro sensuale, se volete anche erotico, è un grandissimo sforzo di immaginazione. Tiziano inventa un soggetto che non esiste, completamente. Sto guardando il tempo, forse sì, me lo posso prendere 2 minuti. Vi faccio solo questo è un quadro che io conosco molto bene, sta nella casa mia magari, ma insomma, la casa mia, quell'altra, quella casa che mi pagano, mettiamola così. Vi faccio vedere, guardate l'architettura, c'è un arco e Tiziano con l'arco punteggia la drammaturgia e la divisione dei vari personaggi. Quando arriva qui, quando arriva la divinità, che è sovrannaturale, usa la natura per incrociarla. Guardate che meraviglia. È la storia naturalmente di una trasgressione, di un giovane cacciatore, Atteone, che entra chiaramente nel posto sbagliato al momento sbagliato. E ha già, guardate dove ha il piede, proprio sulla sponda di questo piccolo rio, ha già superato una linea, ha fatto già il passo più lungo. Lui ancora non lo sa. Se voi non sapete la storia ve la rovino subito, lui morirà. No, così ce lo togliamo via dalla... Non state con l'ansia, cosa gli succede? Muore. Muore perché ha visto naturalmente la dea Diana, che la vedete appunto vicino alla sua ninfa nera, con la mezzaluna nel diadema, e lei è proprio in Ovidio, che è la fonte di questo quadro, lei gli dice: adesso vediamo se lo puoi raccontare a qualcuno quel che hai visto. E col piede lo spruzza in faccia e lui si trasforma in un cervo, e c'è già il teschio del cervo morto qui, e ci sono le pelli dei cervi già cacciati dentro agli alberi. Vi dovete un po' fidare, insomma. Ho paura a toccare qua il setup. Comunque, insomma, quindi lui morirà. E la cosa più interessante, vedete, lui ha un cane da caccia vicinissimo che lo guarda con questi occhioni sognanti e fedelissimi, e lui non sa che i suoi cani lo sbraneranno vivo e ululeranno nella valle chiamando il loro maestro, il loro padrone,
per fargli vedere quanto bravi sono stati, e non sanno che hanno appena distrutto la cosa che era più cara a loro. E guardate come Tiziano di nuovo ci crea una piccola drammaturgia di reazioni, da quella che solleva questo drappo e dice guardate cosa ho trovato, a quella vulnerabilissima che ci dà le spalle, a quella che è l'unica che è intelligente, che si nasconde dietro una colonna naturalmente, però allo stesso tempo c'è la sua mano qui, aggrappata, è l'unica che è centrata, che è forte, in una posizione di protezione, quell'altra che non si capisce, un po' flirta, un po' no, più no, quando la vedete da vicino il volto non è così insomma sorridente. Poi c'è il mio personaggio preferito, che è questa ninfa qua, quella che asciuga il piede, forse tutti voi avete conosciuto quelli che può cadere il mondo, ma gli hanno detto di finire una cosa e la finiscono finché non sono arrivati alla fine, questa deve asciugare sto piede e va avanti finché non è finita. E poi naturalmente la ninfa più importante, che a proposito di pregiudizi, abbiamo sempre pensato fosse una serva solo perché era nera, in realtà è lei la più fidata, per cui è diversa dalle altre, è Crocale, è quella che porta la lancia di Diana, e naturalmente lei non è spogliata, non perché è una serva, ma perché deve proteggere, è pronta in qualunque momento, infatti è lei che copre la divinità. Va bene, questo era un piccolo intermezzo, se no pensate che è solo documenti stasera. Come andiamo? Sì? Andiamo avanti? Sì? Bene. Ok, seconda storia. Adesso andiamo alla Chiesa. Benefici ecclesiastici. Sono tre. Il primo viene concesso nel 1531 a Pomponio, il primogenito di Tiziano. E il beneficio di Medole è un beneficio interessante, ci torneremo tra un pochino di nuovo. Medole è situata in provincia di Mantova, a sud di Mantova, ed è di disponibilità proprio territoriale, diciamolo così, in termini politici, ecco, amministrativi, del Ducato di Mantova. E quindi è il cardinal Gonzaga che governa questo beneficio e questa parrocchia. Però dal punto di vista religioso dipende invece dal vescovo di Brescia, con questi interessanti, bellissimi intrecci che ci sono nel territorio italiano, che tu pensi essere dentro una provincia, in realtà ne appartiene a un'altra. Quindi comunque il beneficio di Medole è importante, viene concesso proprio sull'onda del grande rapporto di committenza che Tiziano ha con i Gonzaga, con Federico Gonzaga, e poi ce ne sono degli altri, uno proprio qui a due passi, è Sant'Andrea di Favaro, viene concesso nel 46, Tiziano va fino a Roma per prenderselo, in realtà va perché ne vuole un altro, che sta a Ceneda, che è Santa Maria in Colle. Astutissimo, quello sì, il cardinal nipote, cardinal Farnesi, dice sì, fatta, è già fatta, vieni che è fatta proprio no, perché appartiene a un cardinale potentissimo, che è il cardinal Sartorio, che dice io col cavolo che lo mollo questo, gli scrivono in tutti i modi, non vuole mollare, gli fanno scrivere addirittura dal vescovo di Trento, non molla, e poi a un certo punto salta fuori che gli dicono ma se n'è un altro se volete. Chi è questo qui, appunto, Sant'Andrea di Favaro? E vedremo, adesso lo guarderemo un pochino più da vicino questo beneficio. Come spesso succede, le regole cambiano, e il Concilio di Trento cambia le regole rispetto alla residenza, cioè impone ai parroci o chiunque abbia cura pastorale di una diocesi oppure anche di una parrocchia di risiedere in quella diocesi o in quella parrocchia. Naturalmente questo è per contrastare l'idea che queste commende, questi benefici, erano delle rendite e basta, e poi non li vedevano mai naturalmente, e quindi cercano un po' di riformare dall'interno, e soprattutto, lo vedremo un po' più avanti, i vescovi diventano più attenti, insomma, quindi controllano. Tiziano nel dubbio non vuole rischiare, quindi non dice vabbè sarà il prossimo condono, il prossimo cambiamento di regolamento, la prende sul serio, e lui subito, perché ce n'è un terzo, vi avevo detto che erano tre, ne ha un altro sempre intestato a suo figlio Pomponio, Santa Maria della Scala a Milano, tra l'altro sostanzioso, lo vendono con l'appoggio del governatore di Milano, e lo permutano in una pensione fissa, che è molto meno della rendita reale, però insomma si liberano almeno di uno, perché hanno capito che Pomponio forse ubiquo ce la fa, ma in 3 posti proprio non è possibile, quindi uno dei 3 bisogna mollarlo, e mollano questo, anche perché è più distante, è più problematico da gestire, si tengono uno che è protetto dai Gonzaga e l'altro che è dietro casa. Questa è la strategia. Adesso andiamo un anno dopo, nel 50, per farvi vedere cosa succede. Allora, Pomponio in questo momento non è neanche ordinato sacerdote, ok? È un laico a tutti gli effetti, però è proprietario di questo beneficio, no?
Però immaginatevi i parrocchiani, magari qualcuno di voi ha una parrocchia di riferimento, immaginate di essere i parrocchiani, voi lo volete qualcuno che sia lì, no? Qualcuno che dica messa, qualcuno che faccia i riti, che faccia i sacramenti, cioè serve un pastore a una comunità, e però Pomponio non c'è. E infatti loro chiedono aiuto a un'altra persona, che però non va bene, il documento ve lo spiega da solo, quindi non serve che ve lo commenti. La persona che vedete qui è il nunzio apostolico. E Tiziano, anzi Pomponio, si rivolgono direttamente a lui per, come dire, storcere un po' la mano a questa persona che si è semplicemente permessa di andare a fare il pastore in una comunità che non è la sua, però. Adesso ve la sentite subito. Le parole, di nuovo, la lingua con cui parlano questi personaggi è molto, molto affascinante. Al diletto a noi in Cristo, padre Girolamo, questo è naturalmente il frate, il padre che va a far messa a Favaro, presentemente ufficiante, ovvero celebrante, solamente messe, cioè lo sappiamo che non fa il parroco, però comunque quando hanno bisogno di qualcuno che fa una messa, un'estremunzione sei tu che vai, lo sappiamo, ma saresti, lo dice, delegato nella chiesa del luogo di Tessera, diocesi di Treviso, tutta quella parte lì, compresa Favaro, è diocesi di Treviso. Salute nel Signore, quindi qui l'hanno identificato, mettiamola così, e poi si va avanti. A istanza e richiesta, quindi è stato chiesto da il diletto pure a noi in Cristo Signor Pomponio Veceglio, rettore della chiesa parrocchiale, suo, a lui che comanda, ok? Lui ci ha chiesto di intervenire, di Sant'Andrea di Favaro e annessi, vuol dire tutte le proprietà che sono quelle che danno la rendita, no, la ciccia, quella che veramente sono soldi. E poi continua, vi ho semplificato perché c'erano semplicemente delle formule e va dritto poi al punto. Vi diamo primo, secondo, terzo e perentoriamente, cioè primo avviso, secondo, terzo subito e ultimo senza appello, e non di meno in virtù di santa obbedienza, naturalmente, che noi sappiamo che lo farete, ma se nel caso non siete obbedienti, sotto pena di scomunica, così, giusto per andarci con la mano leggera, ti comandiamo, questo è scritto in latino in realtà, l'originale, ti comandiamo e ordiniamo che d'ora innanzi, poi di nuovo, spiega di nuovo quale terra, non debba né ardisca ingerire, c'è un piccolo refuso lì, nell'esercizio della cura delle anime, sottoposta alla detta chiesa parrocchiale di Sant'Andrea, o far altro che spetta e pertiene al rettore di essa chiesa, senza espressa licenza del medesimo signor Pomponio, rettore. Quindi quando tu è tuo, decidi tu chi va. Perché poi quello che è abusivo, mettiamola così, è può chiedere di avere dei soldi, e un altro che viene pagato poi viene un bel impaccio. Quindi non va a fare il prete perché non può, però si occupa di questa cosa. Ve lo dico perché vedrete tra un secondo cosa succede. Quindi siamo nel 50, adesso vi faccio un po' un riassunto. Questa è una mappa del 700, comunque insomma, si vede la Tessera che è qui, e naturalmente Favro, come lo chiamavano loro, Fauro, che è Favaro naturalmente, che è lì. Il nunzio apostolico scrive in persona personalmente, come si dice, no? In persona personalmente scrive lui, dice Pomponio mi ha detto che qua c'è qualcosa che non va, che famo? Chi ti ha dato il permesso? Bene, 50 abbiamo il padre Girolamo che è parroco abusivo, andiamo avanti, e nel 54 c'è un cambio, quindi per 4 anni non si capisce bene che fanno, i documenti o non li abbiamo o tacciono. Si capisce che a un certo punto Tiziano fa qualcosa con suo figlio, nomina un rettore, quindi fanno una mezza permuta, adesso non vi annoio con i tecnicismi, comunque insomma, c'è un'altra persona che è un prete, può fare tutto quello che deve fare, che è questo Niccolò Talamio. Però Tiziano diventa riscossore, questo è un famoso documento che è stato scoperto già molti anni fa, che non si capisce perché Tiziano deve prendere soldi. Ci torniamo tra un secondo, cioè che c'entra, neanche lui è un prete, no? Va bene. Nell'aprile del 54, però, e questo è un altro documento famoso, Tiziano scrive al Cardinal Gonzaga e gli dice vorremmo vendere il beneficio di Medole. E gli dice così, perché Pomponio, siccome io vorrei, mi par non sia molto inclinato ad essere uomo di chiesa. E questo documento è stato molto amplificato, è diventato quasi parte della mitologia di Tiziano, cioè è il figlio scapestrato, che il papà fa di tutto per farlo contento, e questo qua non vuole. E vedremo tra un secondo una situazione un po' più complicata, perché c'è un altro documento che invece non figura mai nei nostri studi, che nel giugno del 54 però Pomponio riceve la tonsura e gli ordini minori, quindi si avvia, quindi cambia idea.
Guardate, aprile, giugno. Quindi noi non sappiamo cosa è successo, ha cambiato idea, Tiziano gli ha fatto cambiare idea, non sappiamo, però questo uomo a un certo punto prende un'assunzione, okay, di responsabilità e s'avvia, e infatti mantiene. Tra l'altro è interessante che, a proposito di scuse, vi ricordate che abbiamo parlato delle scuse, che si scusa, in realtà questa frase Tiziano è una scusa, deve dare una motivazione al Cardinale Gonzaga perché cambiano idea, e dice, sto fio così, o così. E invece vedremo che è un po' diversa la storia. La visita pastorale a ottobre dello stesso anno, 54. Adesso leggiamo un pezzettino della visita pastorale che è molto interessante, è bello sentire le sue parole, le parole di questi personaggi. Interrogato il detto signor presbitero cappellano, quindi c'è comunque un'altra persona che fa la cura pastorale, che non è Talamia, c'è un altro, che è questo frate carmelitano Basilio Flomene, ve l'ho messo tra parentesi perché si ricostruisce da altri documenti che vi ho risparmiato. Riguardo al rettore di detta chiesa, rispose che è il signor Tiziano, pittore insigne di Moranta Venezia. E dice, ma come? E come Tiziano fa il parroco adesso? E lui dice, ma a lui paghiamo i soldi, quindi sarà suo. Occhio, vedete cosa fa il vescovo. Interrogato se sappia che esso abbia lettere del titolo, cioè, ma ha le carte, c'è in regola questo pittore, della collazione a lui fatta legittimamente della Chiesa, cioè è tutto in regola, ma perché com'è sta storia? Occhio, il frate mangia la foglia e capisce aver detto forse troppo, e allora tergiversa e rispose non sapere per certo, perché arbitri, cioè presume, nella sua testa decide che il medesimo signor rettore, cioè Tiziano, avere le sue lettere, e gavarà. Domandi a Usega o no, a Miti me lo domandi, a me al frate. E infatti vanno, e infatti il vescovo dice, perciò per certo il medesimo reverendissimo signore, che è il vescovo suffraganeo Verdura, si chiama Giovanni Francesco Verdura, ordinò al suddetto signor rettore, presbitero cappellano, come sopra, cioè il frate, che in virtù di santa obbedienza, vedete che torna alle formule, debba quanto prima dar notizia al predetto signor Tiziano che nel termine di giorni 15, pena la privazione di tutti, insomma gli toccano il portafoglio, tutti i frutti del suo beneficio, mostri del diritto e il titolo della Chiesa soprascritta, e che fu mandato il medesimo e mettono l'avviso sulla Chiesa, quindi proprio una notifica pubblica. In Inghilterra si fa ancora, i bailiffi, come si dicono, mettono gli annunci ancora sulla porta quando ti sequestrano qualcosa o quando ti intimano un ordine esecutivo. La cosa interessante è che questo frate è in una posizione un po' scomoda, perché poi continuano un po' a chiedergli cose, no? E gli chiedono, dove vivi? Occhio. Non debba d'ora innanzi alla sua casa tenere Elisabetta del Borgo di Mestre, quindi lui vive more uxorio con una donna che speriamo che sia la perpetua, e gli dicono tu non ci devi né dimorare né conversare, quindi vuol dire che sono un po' intimi, mettiamola così. Quindi questo frate è in una situazione direi un po' critica, e adesso abbiamo capito perché Tiziano la risolve come ve l'ho detta prima, adesso ve la dimostro. La facciamo di nuovo, 50 di nuovo, parroco abusivo, trasferimento di Medole, faccio un piccolo, diviene il rettore in aprile, Pomponio decide di diventare prete, visita pastorale che trova che è un disastro praticamente questa situazione, e Tiziano non aveva le carte in regola, ma le fa. E il nuovo rettore scrive e ce l'abbiamo ancora, una procura in cui dice tutti i diritti, io rimango il prete, ma tutti i diritti e tutti i pagamenti vanno direttamente a Tiziano, e Tiziano poi va dal vescovo e dice sì, eccola qua, no, faccio il prete, io faccio il riscossore. Allora si fa il riscossore, siamo a posto. Il problema è che e sarà successo a tutti, vi faccio vedere questo passaggio, Concilio di Trento 47, obbligo di residenza. Di nuovo, questo è il riassunto del 54 che vi ho appena raccontato, e poi non ditemi che a nessuno di voi non vi è successo che la legge è cambiata, in corso, che voi seguivate una legge e poi ve la cambiano. Anche qui succede la stessa storia, il Concilio di Trento cambia la legge, e la legge dice che non solo bisogna risiedere nella diocesi, nella parrocchia, ma che non si può stare assenti per più di 2 mesi. E a questo punto il problema del dono dell'ubiquità si pone a Pomponio, cioè adesso dove vado? Vado a Medole o vado a Favaro? E lui non vuole andare a nessuna delle due, però insomma si pone il problema. Il motivo per cui vi ho messo questa bellissima Maddalena è perché questo è il pagamento che verrà fatto a un altro nunzio apostolico, che si chiama Ippolito Capilupi questa volta, che si mette in mezzo e risolve lui.
Adesso vi faccio vedere il piccolo piano che ha pensato. Ed è qui che adesso finalmente due storie si saldano insieme e capiamo che tutti sanno tutto. Inciso, Capilupi è uomo di fiducia dei Gonzaga. Quindi lui fa un maneggio, si occupa apparentemente di Favaro, ma sta guardando anche l'altro beneficio. E lo sa come si fanno le cose perché lui è in contraddizione col nuovo decreto. Anche lui ha 2 benefici che non può usare e che per adesso ha dispensa in quanto nunzio, ma appena finisce la carica, anche lui deve risolvere solo questo conflitto di interessi, brutta parola che non si deve mai dire ad alta voce, no? Tra maggio e ottobre fanno un piano, lo fanno piano, ma fanno tutti i passi che devono fare. 23 maggio Tiziano paga a Pomponio 100 ducati e salda tutti gli arretrati così. 28 luglio Tiziano scrive a Filippo II, e siamo dentro la storia che vi ho raccontato prima. Filippo II non sta pagando sti arretrati, la sua pensione, non gli dà sti soldi. E lui ci tiene, non si capisce perché. E si incrocia con questa storia. E poi sappiamo già cosa è successo, l'altra storia. Ad agosto Medole viene risolta, questa volta c'è un uomo dei Gonzaga, si mettono d'accordo tra di loro, fanno una permuta di nuovo e si diventa una pensione, ma mantengono in parte la proprietà. Quindi giocano proprio sul filo del rasoio della nuova legge, che se la sono studiata. E Tiziano paga 300 ducati, quindi di nuovo i soldi vanno a Tiziano e Tiziano li paga a suo figlio, con carta scritta dal notaio e tutto in regola, con i bolli e tutto. E il 18 ottobre, l'ultimo passaggio, finalmente Pomponio diventa prete e può prendere possesso, può andare a titolo pieno a fare il parroco a Favaro. Non lo farà, ve lo dico già, così non state in ansia a pensare che magari poi lo faccia. No, però questa è un'altra storia che adesso vi riassumo. Allora, abbiamo 2 storie che provo a mettere insieme. Abbiamo Tiziano che è ossessionato quasi in maniera illogica con queste pensioni, le vuole, che gliele pagano, e va tutta la burocrazia spagnola perché il re alla fine gliele paghi, e alla fine gliele paga. Ma perché ci tiene così tanto? E lo stesso questi benefici, cioè, è un delirio. Non potevano mollarne 2, tenerne uno, e il figlio andava a fare il parroco. Non era più semplice fare così. Perché insisto? Perché voglio tenerne di più? Forse avete visto che c'è una simmetria interessante. Però per svelarvi questa simmetria vi faccio vedere come finisce veramente la storia delle pensioni. E dobbiamo tornare di nuovo al 48, quando c'è stato un momento di svolta. E c'è un altro personaggio potentissimo che è combinato, che è coinvolto, che è Granvelle, che in questo momento è il segretario di Stato dell'impero. Okay? Quindi un uomo potentissimo, molte volte fa le veci dell'imperatore. Vanno da lui, questo qui si prodigherà tantissimo e sbloccherà molte delle questioni collegate alle pensioni, compresa la registrazione, e Tiziano gli scrive, nel 48, è ad Augusta di nuovo, ve lo ricordate, ha fatto quel Carlo V a cavallo, reverendissimo e illustrissimo mio signor, poiché la gentilezza come la infinita bontà della signoria vostra mi assicura nell'animo mio di poterli dire parte, anzi tutto il mio travaglio, tutti i problemi che mi confesso, quasi fosse il mio padre confessore, io dico che dubito che le cose mi anderanno in lungo, che in realtà in linguaggio cinquecentesco vuol dire il contrario, sono sicuro che si protrarranno. Perché io ho avuto avviso di casa mia, ripeto, lui è in Baviera, quindi da Venezia gli mandano comunicazione, gli mandano un SMS, che ancora il signor Fernando, che è Ferrante Gonzaga, governatore di Milano, non hanno dato, bel plurale maiestatis tra l'altro, fin qua nulla della pensione passata, quindi quello che voi sapete già, non lo pagano, lo sa, dove io pensavo che la mia famiglia vivesse di tale entrata. E tutti gli studi hanno, come dire, preso in giro Tiziano, perché qui sì è il solito uno scaltro che la butta in cacciara, che poverino è... No, vedrete tra un minuto che è vera questa frase che ha appena detto, ma non nell'immediato, perché chiaramente non ci può vivere nell'immediato, non lo pagano, è un'eredità a lungo termine. E lui lo dice alla fine di questa lettera, perché qual è, chi della sua famiglia ci deve vivere. Però io... questo è Tiziano che sempre parla, molto ben mi contento perché io spiero in Dio e il mio reverendissimo Arras, che sempre lui è il vescovo di Arras, questo è il titolo ufficiale di Granvelle, che farà che non mi sarà mancato, io lo so che io ce l'ho il santo in paradiso, sei tu. Nulla di quello che mi è stato promesso, vedete che siamo tornati là, lui dice, è roba mia, me la date o no sta cosa? Sì della pensione passata, quindi tutti gli arretrati che noi poi sappiamo, no, glieli pagheranno alla fine, come...
etiam dei due privilegi. Vi faccio una piccola pausa qui. Le pensioni, vi ricordate, sono state raddoppiate a un certo punto, quindi vengono con 2 carte separate, questi sono i privilegi, sono 2 certificati che poi vengono uniti. E questo farà appunto Granvelle. Granvelle riuscirà, con uno sforzo quasi sovrumano, a unire queste due carte. E lui dice, vabbè, non importa, perché io poi ho parlato, ve lo dice, tra un secondo, con l'imperatore, e uno dei 2, quindi metà di questa somma, no? Dopo di me, cioè quando io muoio, fa del nome di Orazio mio figlio, che sua maestà me l'ha promesso. Ecco qual è il gioco, l'endgame, come dicono quelli che giocano a scacchi. Lui vuole che suo figlio entri nei libri contabili del re, perché quando lui non c'è più, che pesa, ma i figli non pesano come lui, diventano anche loro non cortigiani, ma favoriti del re e godono del favore e della protezione della corona. Ecco perché si batte. Quindi i soldi vanno bene, sono utili, per carità, abbiamo visto, sono tanti soldi, ma più dei soldi è il diritto acquisito che viene con questa pensione. Perché se fosse un pagamento e basta, Tiziano non avrebbe insistito così tanto, ma questa pensione ti dà un diritto di protezione. Quindi vedete, il santo in paradiso ce l'hai nella corte celeste e nella corte naturalmente terrena. E allora è la stessa storia quella dei benefici, si saldano insieme. Qui ve l'ho messa insieme. Questa è proprio la cronistoria di tutto quello che abbiamo appena visto. 300 scudi è quello che prenderanno dalla Spagna, e 300 ducati è quello che lui deve pagare a suo figlio. È una partita di giro. Da una parte entrano, da una parte escono. Quindi di nuovo non è il denaro, è il potere che viene da queste rendite. Deve essere protetti da determinate persone che contano e che plasmano la tua vita. E quindi siamo finalmente, e qui mi fermo, siamo finalmente arrivati al vero finale. C'è un seguito naturalmente, il vescovo Cornel poi va a vedere se Pomponio ci va alla fine a Favaro, ve l'avevo già detto, no, non lo trova, e allora poi lo intimano, poi un po' ci va e poi coinvolgono l'ennesimo nunzio apostolico, questa volta si chiama Facchinetti, che è un uomo dei Farnese, e scrive di nuovo al cardinal Farnese, piangendo che questo Tiziano fa un'altra Maddalena, tra l'altro, per smuovere un po' le acque, e dice che suo figlio Pomponio, lui vorrebbe tanto fare il parroco a Favaro, ma purtroppo è luogo di pessimo aere dove egli non può risiedere, insomma, è la salute, io vorrei venire, ma la salute, no, purtroppo sono di salute cagionevole, e quindi bisogna unirla con quello di Cappenedo, così gli diamo un terzo che gli manca, no? Il terzo, la signora fa 3 con le mani, esatto, quindi diamo il terzo che comunque gli manca, e con la scusa che ha 2 sedi sta più vicino al centro, no? Sta vicino a Mestre almeno, no? Anche qui non si fa niente, è l'ennesima promessa, ma non va a buon fine. E quindi siamo arrivati davvero alla fine. Abbiamo finalmente messo 3 dimensioni insieme, il pittore, l'imprenditore e il padre. E le 3 sono inscindibili in qualche modo. Lascia a voi decidere che padre sia, naturalmente siate clementi, è un padre del 500, non è un padre d'oggi, insomma non va in terapia, quindi insomma, vabbè, è un padre padrone, chiaramente, un padre del 500. E però vediamo che adesso c'è quel bellissimo medaglione che lo vedete appunto in alto, sta a Edimburgo, e tiene in mano l'effigie, l'immagine o le immagini sua, di pittore, e di suo figlio. Adesso ripeto, io non voglio decidere quale figlio è, e se fossero uno e uno, nel senso che nel quadro della pietà forse non ci sta meglio quell'ecclesiastico, che lui, Tiziano, sempre la sua vita ci sta davanti e lo protegge con la sua persona, e quell'ecclesiastico Pomponio che lo stesso suo fratello protegge continuamente. Quindi Pomponio è uno smidollato o forse è qualcosa che noi non sappiamo, dobbiamo rispettare il silenzio dei documenti. Oggi si direbbe neurodivergenza. Ma nel 500 si diceva che ti Galfio Semo, no? Quindi forse era questo? Oppure chi lo sa? Non lo sapremo mai, è mancanza di volontà, è un problema suo, non lo sappiamo, però dobbiamo rispettare che sempre Tiziano cerca di essere lì per entrambi attraverso i due benefici e le pensioni. E voglio chiudere facendovi sentire le parole di Tiziano e di Tiziano padre questa volta. Ripeto, è un documento notarile, di avvocati, i rapporti tra Pomponio e Tiziano si sono inaspriti, quindi Tiziano non è neutro, questa non è una confessione naturalmente al prete, però insomma, l'amaro calice appunto. Questo è proprio Tiziano che scrive nel 67 a suo figlio: benché voi, reverendo messer pre Pomponio, vedete è prete ormai, meriteresti che in risposta al vostro capriccioso
protesto, causa temeraria direste oggi, no? Parlasse liberamente, facendovi arrossire delle vostre operazioni, contra di me usate. Si capisce? Sì? Sì? Bene, se no lo parafraso ogni tanto. Qual però tutta contra voi solo si convertono in vergogna e danno. Vedete, vergogna, l'onore, il favore, l'onore. E perché uffizio è cioè, compito è di padre, nasconder più che può la miseria e disgrazia sua, che è nel fiolo di sé, disobbedientissimo, cioè che non sta in riga, che non gioca la partita nella squadra mia, no? Però con quella più modestia che a me si conviene, vi dico e rispondo in poche parole. Qui vi ho saltato tutte le cose tecniche, non ci riguardano, cioè gli risponde punto su punto alla causa temeraria, ma poi chiude con le parole che vi sto per leggere. Dove voi dovresti essere quello che dovesse permettere ogni impresa e fatica, cioè dovreste aiutare, io sono vecchio, dovreste aiutarmi a vivere meglio, dovreste rendermi la vita più facile. A ciò questa restante di vita menasse con allegrezza e contentezza d'animo, cioè me la passassi bene, cioè so vecchio, almeno dovresti essere da buon figlio, dovresti essermi d'aiuto, non mio nemico. Fate tutto il contrario, ne posso conoscere a che fine. Cioè il papà è un padre disperato, un po' la fa, l'avvocato ha detto piangiamo un po' il morto, no? Così viene un po' dalla nostra parte, però che ognuno perderà se non vostra reverenza, e ha ragione in realtà, perché quello che Pomponio ha combinato è che ha alienato completamente il beneficio di Medole, quindi ha mandato a quel paese i Gonzaga, e gli dice ma sei matto, ti avevo costruito sta protezione, e glielo dice. Governative, vi prego, cioè badate ai vostri affari, guardate di guardare bene quello che fate, né mi date occasione di maggior dolori e disturbi, che, cioè tipo non basta sta causa, no? Che purtroppo mi sono il pensar solum le fatiche, vigilie e sudori che ho patito per acquistarvi 3 onorati benefizi, facendovi strada de farvi grande e ricco, e vostra reverenzia non abbia avuto né lo vogli consentir per vivere solo a modo suo. Vuoi fare le robe tue? Vai, però poi non ti lamentare che finisce male. Quindi, ripeto, dobbiamo prenderla, c'è un po' di retorica, qui dentro dobbiamo prenderla un po' con le molle, con le pinze, però insomma c'è la posizione di un padre qui, è il padre che parla chiaramente. Ed è una cosa interessante che si intravede nella filigrana di questo documento. Qual è il dolore più grande per un padre se non quello di crescere un figlio, crede di avergli dato tutto e sentire che il figlio è ingrato, che gli ha costruito il mondo, ha cercato di proteggerlo, forse questo figlio, ripeto, ha bisogno di protezione più di qualcun altro. Però, ripeto, potrebbe essere una postura anche, non lo sappiamo. La cosa che a me piace pensare, leggendo tutti questi documenti, compresi quelli che non vi ho naturalmente presentato per ragioni ovvie, anche di brevità soprattutto, è che forse è una grandissima tragedia per un padre non solo pensare che il figlio è ingrato, ma anche quello di cercare di vivere la vita al posto suo. E infatti dice governative, cioè adesso la statua sta nel tuo campo, vuoi fare a modo tuo? Fai. Perché alla fine c'è un genitore, un padre dà la vita a un figlio, ma poi è un dono, no? E un doni non chiedono risarcimenti, non ci sono colpe, le colpe dei padri non ricadono sui figli, le colpe dei figli, gli errori dei figli non ricadono sui padri, è un dono, è un dono. È un dono che chiede di essere semplicemente vissuto con rispetto, amore e pienezza. Grazie. Grazie tantissimo Carlo per questo spaccato straordinario sul Tiziano che forse lo rende ancora più mitologico. Forse sì. Perché siamo riusciti a entrare proprio negli affari di famiglia. Io avrei una domanda che mi riservo per dopo, mentre invece volevo invitare, come facciamo di solito, il pubblico che se ha piacere di rivolgere qualche domanda a Carlo, lo possiamo fare se alzate la mano.
E vi prego di presentarvi così. Professore, buonasera, sono Marco e sono un consigliere del Circolo Veneto. Intanto la ringrazio per la conferenza, che è stata veramente, veramente interessante, perché ha aperto delle finestre molto poco conosciute su un personaggio che invece tutti conoscono, però lo vediamo sempre come il più grande forse tra i pittori dell'epoca d'oro della Serenissima, e non lo conosciamo come uomo in questi risvolti che vengono proprio dallo studio dei documenti, che sono le cose che parlano in maniera più vera di quello che poi è stata la vita di questi personaggi. Poi io in particolare abitavo, ma la mia famiglia abita ancora lì a Favaro, e non avrei mai pensato che Tiziano in qualche modo fosse passato di là, anche se comunque conoscevo un po' quella cupidigia di Tiziano di cui abbiamo parlato, anche per le vicende che l'hanno visto a San Rocco osteggiare l'ingresso nel palcoscenico artistico della città di Tintoretto, no? Quindi il tenersi stretto un po' quel ruolo che aveva nel panorama artistico veneziano. La domanda è questa. Allora, abbiamo visto i profitti che Tiziano riceveva come conte elettore dell'impero romano. Ne aveva anche da parte della Serenissima? E se sì, in quale quantità hanno contribuito al suo benessere, diciamo, economico? Grazie. Prego, grazie per la domanda. In realtà la risposta è breve, la stupirà, nel senso che la risposta è sì, ed è la famosa sensaria del Fondaco dei tedeschi, che è in realtà è una licenza di nuovo. Di nuovo viene sempre detto che grazie a questa sensaria i pittori Bellini prima di Tiziano diventano i pittori ufficiali della Serenissima. Questa non è vera, questa cosa, non esiste questo titolo nella Repubblica di Venezia. La sensaria è di nuovo un beneficio a vita che viene concesso ed è ereditabile. E di nuovo tu guarda anche questo beneficio, cerca di farlo trasferire a Orazio. Quindi lui è la bottega, naturalmente, è il business, è la volto del business, e tutto il resto invece va a beneficio di Pomponio. Quindi sì, quello lo pagano regolare invece, però è di nuovo una strategia. Il denaro è importante, chiaramente nessuno dice di no. Naturalmente Tiziano è un imprenditore, è vero, e non si vive di aria, ha un sacco di spese, ha un sacco di introiti, ha una famiglia relativamente grande, però è il più quello che quello determina, perché grazie a questa senseria, questo è vero, in cambio tu dipingi i ritratti dei dogi e altre cariche, naturalmente. Quindi di nuovo ti garantisce un giro d'affari e un posizionamento sociale anche preciso, naturalmente, che è naturalmente un vantaggio sulla tua concorrenza. Erano più, diciamo, dei soldi legati a ciò che lui produceva rispetto a soldi legati a dei diritti giuridici, istituzionali. Sì, riassumo perché magari per il beneficio della registrazione e Sì, certo, sono dei benefici che hanno un valore economico, questo sicuramente, ma ripeto, hanno un valore sociale soprattutto, cioè ti posizionano socialmente in un certo preciso contesto. C'è un'altra cosa che la dico veramente super brevemente: il mercato dell'arte veneziano non è un mercato dell'arte, è un incrocio di monopoli. E si combatte chi è nel punto più avanzato di questo monopolio. E Tiziano per anni, anche con l'aiuto d'Aretino, tiene questo vantaggio e poi piano piano lo perderà. La sappiamo tutte, ci sono Tintoretto e Veronese che spingono poi, però non arrivano mai a ottenere quell'incarico, e Tiziano se lo tiene per sé. Il che vuol dire che, per esempio, come nel caso della collezione Vendramin, grazie a questo ruolo ti chiamano a fare da sensale, guardare le collezioni se sono da vendere, cioè ha una serie di altri vantaggi e ti posiziona soprattutto in un luogo come dire, della struttura gerarchica della società che è diverso dagli altri. Prego. Non vedo altre mani alzate. Sì, arrivo. Ciao Carlo, sono Margherita e volevo chiederti, ma quindi veramente Tiziano ha fatto tutto questo per diciamo assicurare una posizione ai propri figli, oppure era solamente avaro?
o non lo sapremo mai? Direi che la risposta è la prima, naturalmente. Poi capiamoci su una cosa, gli piace il denaro, cioè è chiaro, cioè, non lo so tutti, però insomma c'è chi a qualcuno di più, a qualcuno meno, diciamo così, dipende qual è il limite che ti dai per ottenerli. Forse non c'è, la signora qui in primo piano, in prima fila dice, comunque insomma diciamo che non è avaro nel senso che il punto non è l'accumulo del denaro di per sé, l'avarizia è questo. E noi ci scordiamo che comunque uno dei 7 peccati capitali, quindi dire a qualcuno il 500 che è avaro non è una robetta che gliela dici così, ok? Cioè comunque pesa, e la dico in un contesto anche, direi, ufficiale sostanzialmente, quindi bisogna stare un po' attenti alle parole che si usano, quindi questa è la prima cosa che voglio dire. La seconda cosa è che è quella che io cerco di mostrarvi, cioè Tiziano comunque ha una strategia in mente, e se fosse solo avaro, come fa per 15 anni a sopportare che nessuno lo paghi? Cioè a un certo punto molla. Anche perché i regnanti regolarmente non pagano, in generale i principi direi, penso che anche Antonio tu concordi, cioè se possono pagare non pagano, se possono pagare di meno pagano di meno, già il fatto che sei in un certo circuito, può essere il pittore che lavora per re, vuol dire che altre commissioni ti vengono, quindi sono altri che pagano poi in qualche modo anche per te, quindi sì, direi così. Va bene Margherita, sì? Sì, ok. Va bene, allora una considerazione, poi la domanda veloce. Questa storia dell'avarizia del Tiziano è veramente intrigante ma anche difficile da risolvere, però dalle missive che ci hai letto a me pare che sia un'insinuazione di coloro che lo devono pagare e sono insinuazioni non solo malevole ma date dalla mentalità del tempo, certo. Perché io ricordo un librino pubblicato da Francesco Sansovino con alcune lettere di Carlo V, il quale a proposito di Tiziano, vado a memoria, insomma, diceva ma in fondo cosa vuole? Cioè se lui ci può dare dei dipinti è un favore che gli facciamo noi. Il favore, no? Appunto, è un favore. Cioè è la visione che l'aristocrazia dell'epoca aveva dell'artigiano pittore. Certo. No? Quindi sì, ti pagherò anche, però se io prendo un quadro da te, lo dico in parole povere, questo lo devi considerare già un onore, poi dopo va bene, sulla pecunia... Ripeto, non è favore nel senso ti faccio un piacere, è ti estendo il mio favore a te, ti estendo la mia protezione e quindi ti proteggo, ecco, quindi, con la mia luce, è questa l'idea. Quindi è un'avarizia relativa che bisogna collocare, come hai fatto tu, nell'epoca, nella mentalità. Cioè, la domanda è questa, secca. Io sono rimasto veramente favorevolmente colpito dagli incroci di missive e di notizie che sei riuscito a ricostruire, tenendoci sulle spine fino alla fine della tua esposizione. La domanda è di spiegare un po' al pubblico che è rimasto qua dove hai attinto tutte queste notizie, tutte queste informazioni, come sei riuscito a mettere insieme tutti questi, chiamiamo, incartamenti del Tiziano. Sei bravissimo, perché adesso dovrò fare la dichiarazione dei redditi, la prossima volta ti chiamo a te o Tiziano, che è meglio. Ti ringrazio ancora. Grazie, faccio una risposta brevissima perché immagino che tutti volete andare a casa ormai. La risposta breve è questa, che in realtà più che fa un complimento a me è un po' il rovescio. La maggior parte di questi documenti erano già pubblicati. C'è una vecchia frase che si attribuisce a Eugenio Battisti, che non c'è documento più inedito di quello che è già stato pubblicato, perché quando l'hai pubblicato nessuno lo legge più. Questa è una parte ed è quella, come dire, distruttiva da studioso italiano, ma adesso metto invece il cappello dello studioso anglosassone che non parla mai male di nessuno. Devo dire che un grande studioso anglosassone che si chiama Charles Hope, che alla fine ha pubblicato Carlo Speranza, come lui si presentava quando viveva a Venezia, ha pubblicato finalmente la grande raccolta di questi documenti e con grandissima generosità mi ha accompagnato la mia ricerca, che questo è un frammento minuscolo, una ricerca molto più grande, sul denaro, e mi ha messo a disposizione i documenti inediti che lui ha trovato in vari archivi, compreso Simancas, ma alcuni anche qui in Veneto naturalmente. E mi ricordo ancora, eravamo seduti al Warburg insieme, nel suo ufficio, prima che andasse in pensione, e io gli raccontavo questa storia, e lui mi guarda e mi dice: ma lo sai che questa storia interessa solo a noi, vero? Non interessa a nessuno questa storia, però se vuoi i documenti sono qua. Io credo che a Carlo Speranza, Charles Hope, questa sera la vostra presenza dice che forse siamo un po' di più che ci interessa, quindi vi ringrazio così. Grazie.